Questo programma è offerto da Micra. Quelli per la casa, per i mobili, per i condizionatori, per la patente, per i trasporti, per il carburante, per le auto elettriche, per il risparmio idrico, per lo psicologo e molti altri ancora. Buonasera e benvenuti a questa puntata di Economy FVG e soprattutto benvenuti nella giungla dei bonus, leitmotiv degli ultimi governi e spesso incubo dei commercialisti. Di questo parliamo questa sera nella nostra trasmissione anche per dare una mano ai telespettatori ad orientarsi in questo mare magnum di bonus. Ce ne sono tantissimi, li ho elencati, ne ho elencati alcuni e grandi opportunità sicuramente, nascondono anche dei rischi, ma insomma orientarsi oggi è un po' difficile proprio per il fatto che ce ne sono tanti con tempistiche diverse, con modalità diverse. Cercheremo questa sera di darvi una mano e lo facciamo con due ospiti che tornano a trovarci quando parliamo di questi temi. Grazie ad Alberto Maria Camilotti, dottore commercialista, ex presidente dei commercialisti di Udine, insomma ruolo che ha passato da poco. Buonasera Camilotti. Buonasera a tutti. Buonasera. E grazie anche per essere tornata a trovarci all'avvocato Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Allora Camilotti, l'ho detto, insomma, li ho elencati veramente tanti, ma non sono neanche tutti, ci sono tanti bonus in palio, il re, il principe, il super bonus, che doveva essere una grandissima opportunità, sta cambiando, stanno cambiando le regole continuamente e stanno facendo anche tremare molte persone che sono alle prese con questo iter e che spesso insomma, non vedono la luce in fondo al tunnel. Allora le chiedo intanto di cominciare a fare un po' di ordine, partiamo da qui dal super bonus, com'è la situazione, quali sono le regole che ci sono in ballo adesso? Sì, buonasera a tutti. Allora, sì, abbiamo parlato tante volte di super bonus e di questa norma che purtroppo è cambiata già 8 volte dalla sua versione originale. È cambiata, è stata stravolta, ci sono stati dei provvedimenti di legge che si sono susseguiti a partire dal novembre del 2021 fino diciamo, a febbraio 2021, ben 5 provvedimenti che probabilmente sono stati emanati sull'onda delle emozioni negative che i dati sulle frodi stavano dando a chi era lì a legiferare. E quindi, come sempre, quando si legifera in emergenza e sotto l'effetto dell'emozione negativa di veder sfumare quella che doveva essere un'opportunità per il paese Italia, in realtà in frodi perpetrate da alcuni cittadini, peraltro a discapito di tutti noi altri cittadini. Questo è un discorso di cui parlavamo con Barbara anche poc'anzi e purtroppo è l'amaro in bocca che lascia questa norma. Però io vorrei fare un discorso assolutamente positivo, andrò un po' a conto corrente, però quello che abbiamo detto, ricordo benissimo, fin dalla prima volta che ci siamo trovati qui a parlare di super bonus, è che fare un percorso lineare e netto, affidandosi a professionisti, e non lo dico perché sono stato un rappresentante di categoria fino a pochi mesi fa, ma davvero lo dico col cuore in mano ai cittadini che anche oggi si accingono a provare a ristrutturare la propria casa. Fondamentale è affidarsi a un buon professionista tecnico, quindi un geometra, un architetto, un ingegnere, che in questa normativa è il vero regista dell'operazione. Ha una buona impresa, non nata ieri, qualcuno che esiste sul mercato da tempo, qualcuno che è affidabile nella produzione di preventivi, nella produzione di lavorazioni. Ha un buon commercialista, perché poi alla fine lo studio delle dinamiche fiscali che stanno dietro questa operazione è assolutamente fondamentale, per poi arrivare alla conclusione, che è la vera chiave di volta di questa norma, la possibilità di cedere le detrazioni fiscali che si trasformano in credito e poi vengono cedute, quindi il rapporto con l'istituto di credito. Questi 4 attori, se scelti e se seguiti con l'esatto iter logico che ho detto, professionista tecnico, impresa, commercialista e banca, se volete col commercialista che fa un po' da regista di questa operazione, ecco, le operazioni sono assolutamente fattibili. C'è stato un momento di assoluto panico, di cui adesso vorrei far chiarezza, fra novembre e febbraio, quando
Il restringimento delle norme con decreti che si chiamavano anche decreto antifrode, che dava proprio l'idea di qualcosa che dovesse essere cassato definitivamente, ha creato il panico. E dove ha creato il panico? Su 3 fronti: sui cittadini che dovevano o stavano ristrutturando, sulle imprese che non capivano se i cantieri che avevano aperti li concludevano, non li concludevano, se trovavano le materie prime o meno, e sul mondo delle materie prime o comunque dei materiali per l'edilizia in senso lato. E questo da 2 punti di vista, sia sotto il profilo della reperibilità di queste materie sul mercato, sia del loro costo sul mercato. Okay? Questi sono stati i problemi che si sono creati. Problemi che si sono creati, a mio modo di vedere, per il fatto che non si è dato un orizzonte temporale a questa norma, ossia non si è detto nel maggio del 2020 questa norma sarà a regime per 4 anni, programmate la ristrutturazione della vostra casa. Si è detto intanto per 1 anno, poi ancora 6 mesi, poi forse fino a giugno, poi col 30% fino a giugno, ma poi vai a settembre, dicembre, non lo so, la villetta sì, i condomini no. Questo ha creato una totale schizofrenia: faccio prima la villetta, vado dal condominio, il condominio non arriva alla fine, no? Anche nelle stesse imprese, bisogna dire, Anche che sono nelle trovate stesse sommerse imprese. di lavoro da un momento all'altro, che chiaramente non possono dare risposte a tutte in tempi rapidi, perché Perfetto. un po' per la mancanza dei materiali, un po' perché ci vogliono anche dei tempi per la ristrutturazione di una casa. Perfetto. E l'altra cosa che vorrei sottolineare è che statistiche alla mano dell'Agenzia delle Entrate, per cui credibili, il vero problema e la vera frode, da un punto di vista della frode fiscale, non delle frodi di cui forse dopo Barbara ci farà accenno sulla realizzazione di questi bonus, ma la vera frode in termini fiscali è avvenuta non sul super bonus, ma sui bonus minori, ok? Quindi il famoso bonus facciate al 90%, che fino a novembre 2021 poteva essere fatto senza nessun controllo, è quello che ha creato il vero buco nei conti dello Stato, perché, statistica alla mano, come dicevo, del 100% delle frodi realizzate solo il 3% ha colpito il super bonus, perché è una norma nata con le opportune precauzioni. Detto questo, e quindi per non voler drammatizzare e incolpare il super bonus come il male di tutti i mali, facciamo chiarezza un attimo sulle date. Sì. Ora, tutti i bonus edilizi, quindi dal classico che conosciamo da 15 anni a questa parte, ristrutturazione al 50%, ai bonus di efficientamento energetico, e siamo fuori dal 110, bonus verde, bonus giardini, sono tutti prorogati fino al 2024. Quindi qualora qualcuno fosse partito con una pratica di 110 e non fosse in grado di completarla nei tempi previsti dal 110, ha sempre il paracadute di atterrare non a 0 ma con 50 o 65%. Primo messaggio di tranquillità. Secondo messaggio di tranquillità: per tutti i condomini super bonus prorogato fino al 2024 a tariffa piena, e poi con uno scendere di 10% e 20% comunque anche nel 25, ok? Villette, termine 31/12/22, villette diciamo case unifamiliari, con una condizione: che entro il 30 settembre 2022 sia realizzato almeno il 30% della complessività dei lavori previsti su quella villetta. Questo termine 30 settembre, ieri l'altro, con l'ultimo decreto portato da una norma che precedentemente prevedeva 30 giugno come termine per fare il 30% dei lavori, quindi a oggi a regime 30 settembre. Quindi tutti i bonus 24, super bonus sui condomini 24 o 25 con percentuali minore, villette 110 ma fino al 31/12/22. E qui abbiamo fatto chiarezza sulle Sui date. tempi. Asseverazioni e visti di conformità. All'inizio la norma prevedeva asseverazione tecnica, quindi concorrità dei prezzi fatta da un ingegnere solo sul super bonus, visto di conformità solo sul super bonus e solo in caso in cui io decidessi di cedere il credito derivante dal super bonus. Norma di novembre, decreto antifrodi, rivisitazione completa della norma. Oggi, a regime, da novembre fino ad oggi non è cambiato niente, è previsto che le asseverazioni sulla congruità dei prezzi degli interventi realizzati servano per qualsiasi tipo di intervento, ad eccezione di quelli in edilizia libera, significa rifaccio il bagno di casa senza dover fare una comunicazione al comune, ovvero per i lavori di qualsiasi tipo che abbiano un importo di spesa inferiore ai 10.000 euro, con un'unica eccezione: bonus facciate.
per il quale anche con 8.000 euro di spesa ho bisogno dell'asseverazione. Visto di conformità, quello che emette, allora l'asseverazione la fa il tecnico, il visto di conformità lo fa il commercialista. Visto di conformità quando è necessario. Prima della norma per il super bonus solo se volevo cedere il credito. Oggi per il super bonus serve il visto di conformità anche se voglio usare direttamente in detrazione. Sì. Per tutti gli altri bonus, quindi ristrutturazione, ecobonus, vale il visto di conformità solo se io decido di cedere il credito. Se invece io la detrazione del 50% o del 65% derivante da ristrutturazione o ecobonus decido di tenerla dentro la mia dichiarazione dei redditi, ho bisogno solo dell'asseverazione tecnica, non del visto di conformità. E intanto abbiamo messo un primo punto, grazie Camillotti, le ha citate prima, insomma le frodi riguardano il super bonus in parte, ma soprattutto come abbiamo sentito anche tutti gli altri bonus e sicuramente Puschiasis da voi i consumatori in questo periodo stanno bussando, suonando, insomma telefonando alla sua associazione per chiedere un aiuto. Ecco, com'è la situazione da questo punto di vista? Le segnalazioni stanno giungendo alla nostra associazione ormai da più di un anno, quindi non è un fenomeno nuovo. Lo abbiamo anche portato all'attenzione appunto del Parlamento attraverso diverse proposte anche di emendamento per cercare di trovare una soluzione a queste situazioni che sono veramente drammatiche. Purtroppo, lo si diceva prima, l'incertezza dei tempi e la difficoltà di andare a programmare anche un piano di lavori ha messo in crisi il sistema. In questo poi si sono sommate altre dinamiche che sono quelle relative alla speculazione dei prezzi, perché purtroppo è un fenomeno che insomma, lo possiamo rilevare anche dalle piccole cose, ma soprattutto da questi interventi edili che praticamente sono raddoppiati nel loro prezzo, se non addirittura triplicati. L'esempio più semplice è quello dei pannelli fotovoltaici, ma potrebbe riguardare anche il cappotto e anche i serramenti, quindi proprio gli interventi tipici del super bonus. Quindi noi riceviamo tantissime persone che oggi ci chiedono, alla luce anche di queste proroghe che venivano ricordate prima per le abitazioni unifamiliari, se in questo momento è possibile o è consigliabile comunque mettersi a cercare un'impresa, un professionista per poter mettere in cantiere questi lavori e quindi usufruire del bonus con la scadenza del 31/12/2022. Io qui mi permetto di dare un consiglio. Allora, ovviamente non abboccate, e utilizzo questo termine che è forte, però è così, non abboccate a agenti porta a porta che vi propongono contratti con general contractor mai sentiti o che hanno sedi chissà dove dall'altra parte dell'Italia. Non abboccate a telefonate commerciali di questo genere dove vi propongono imprese molto facilone che vi dicono che nel giro di 2 settimane vi avrebbero montato cappotto e quant'altro, ma affidatevi a tecnici del territorio, io questo lo voglio sottolineare, e anche imprese del territorio. L'importante è avere un riferimento vicino casa, un soggetto che conosciamo, che sappiamo che ha una storia e che ha una reputazione, perché questa è l'unica cosa che ci può difendere anche nel momento in cui ci sono delle problematiche. Abbiamo sempre un campanello al quale andiamo a suonare, quindi questo è assolutamente importante. Sappiamo che la normativa sul superbonus impone delle polizze assicurative, sia per il tecnico sia per il commercialista, e quindi sappiamo bene che è la prima cosa da chiedere nel momento in cui ci imbarchiamo in questi lavori, una copia della polizza al fine di poter verificare se anche quella polizza esiste veramente, nel momento in cui anche ci affidiamo a soggetti che non conosciamo. E quindi in questo determinato periodo però dobbiamo considerare che un po' tutti i professionisti e tutte le imprese sono assolutamente cariche di lavoro proprio alla luce di questa scadenza molto ravvicinata. Quindi il nostro consiglio è di valutare bene se imbarcarsi oggi in lavori del genere, proprio perché poi potremmo trovare con la sorpresa di non riuscire ad approfittare del superbonus 110% e quindi di dover tirar fuori di tasca nostra dei soldi che magari non avevamo programmato, non avevamo neppure da parte e quindi di trovarci poi in difficoltà economiche per finire degli interventi che ovviamente una volta cantierizzati diventa necessario anche finirli.
Ci sono tante esperienze, purtroppo anche qua in Regione, di persone coinvolte nella truffa SGAI, la tanto rinomata truffa SGAI, e in che cosa consiste? Purtroppo ci sono persone che hanno sottoscritto questi contratti ancora nell'ultimo quadrimestre del 2020 e che ad oggi o hanno visto cantierizzato solo in parte il lavoro oppure non hanno proprio visto nessun inizio di lavoro. Facendo un accesso al cassetto fiscale, e qui chiedo a tutti di informatizzarsi e di iniziare a prendere dimestichezza con questi strumenti, hanno scoperto come effettivamente era stata diciamo, portata a termine una cessione del credito per lavori riferiti a fatture asseverate, quindi a fatture dove professionisti, e specifico sempre non del territorio ma che arrivavano dagli antipodi rispetto a noi, avevano appunto convalidato. Quindi queste persone purtroppo oggi si trovano con una pratica super bonus non conclusa, che probabilmente non riusciranno mai a chiudere entro le scadenze, e si trovano con una spada di Damocle sulla testa, che è quella relativa all'Agenzia delle Entrate, che un giorno potrà venire da loro e chiedergli la restituzione di queste somme pagate, oltre agli interessi e alle sanzioni. Quindi il messaggio chiaro che voglio dare è questo: nel momento in cui vi trovate in mano un contratto per l'effettuazione di lavori col 110%, che magari è datato, quindi risale all'ultimo periodo del 2020 oppure agli inizi 2021, attivate lo SPID, accedete al cassetto fiscale, fate questa verifica almeno per essere tranquilli sul fatto che nessuno ha attivato una cessione del credito per lavori mai eseguiti sul vostro profilo. Nel caso in cui dovesse esserci l'amara sorpresa, e di solito l'amara sorpresa è di circa 60-80 mila euro, ecco, è importante muoversi subito con una denuncia. E allora, insomma, abbiamo dato l'aspetto positivo di Camillotti, insomma, come grande opportunità se fatta nei termini giusti, dall'altra parte però sempre antenne alzate. Ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi perché poi ritorniamo a parlare di questo e di altro, sempre in tema bonus, a tra poco. Insieme con Economai FVG, i bonus, i tanti bonus che ci sono al momento disponibili al centro della nostra trasmissione. Abbiamo toccato in apertura il tema del super bonus, continuiamo a parlarne con Alberto Maria Camillotti perché naturalmente il cuore di questa operazione è anche il credito d'imposta, perché sappiamo che naturalmente qualcuno si può e si deve anche assumere, diciamo, questa parte economica. Ecco, qual è la situazione? Perché sembrava che ci fosse facilità, poi molto spesso il meccanismo si inceppa e passano i mesi. Allora, sì, esattamente, perfetto, passano i mesi. Un'altra cosa su cui proprio ci si è bloccati è la possibilità che le banche hanno dato, dico le banche, gli istituti finanziari in generale, di cedere questi crediti. Allora, innanzitutto vorrei fare una premessa. Questi crediti sono cedibili a istituti finanziari, ma la prima cessione, dopo parleremo di perché dico prima, seconda o terza, la prima cessione è fattibile a qualunque soggetto. Io ho diversi casi, visti con la mia esperienza professionale, in cui il papà che ha pagato la ristrutturazione del figlio, perché questo succede molto spesso, si è poi comprato, fra virgolette, il credito che il figlio ha generato. Perché magari il papà ha più capacità contributiva e quindi possibilità di operare detrazioni nella sua dichiarazione, il figlio non ce l'ha, senza coinvolgere soggetti finanziari terzi. Quindi valutate anche questa possibilità, perché la cessione intrafamiglia o fra amici o fra lo stesso dipendente che cede il credito suo al datore di lavoro, perché magari l'impresa ha eccedenze di liquidità e capacità di compensare i propri crediti, quindi non pensiamo sempre alla banca. L'istituto finanziario è fondamentale quando a me manca la risorsa finanziaria per costruire il ponte, cioè per anticipare i soldi all'impresa e poi questo prestito ponte viene compensato con la cessione del credito, ma il prestito ponte potrebbe anche essere fatto, ripeto, intrafamiglia, fra amici, quindi non sottovalutate questa opportunità. Che cosa è successo con il blocco delle cessioni dei crediti?
Abbiamo avuto, come dicevo prima, un decreto antifrodi a novembre che ha di fatto tirato il freno a mano a un treno che correva a 200 all'ora. Poi è arrivato un decreto di gennaio 2022 che ha proprio costruito un muro sulle rotaie invece che tirare solo il freno a mano. E il treno si è evidentemente schiantato sul muro. Accortisi che il treno non poteva schiantarsi ma che doveva ripartire, hanno demolito questo muro e il treno pian piano è ripartito. Ma è ripartito con le ruote piene di zavorra perché la norma ancora una volta non andava bene. Alla fine del film oggi siamo in questa situazione. Le cessioni dei crediti sono possibili per una volta, la prima a chiunque, come dicevo prima. Quindi io faccio i lavori in casa, mi accorgo di essere incapiente nella mia dichiarazione e decido di cedere. Questa prima cessione può essere fatta a mio papà, a mia mamma, a una impresa terza o a una banca. Una volta che la prima cessione è stata fatta, la seconda e la terza cessione di questo credito possono essere fatte solo ad un soggetto, chiamiamolo finanziario, banca, assicurazioni, un soggetto che ha una normativa specifica di autorizzazione a gestire il denaro, per farla semplice. Quando non c'era questa seconda possibilità di cessione, evidentemente si è bloccato tutto il sistema, perché le banche stesse che hanno comprato un credito da Tizio e lo volevano ricedere perché diventate a loro volta loro incapienti, non potevano più farle. L'ultima modifica normativa intervenuta ad aprile 2022 ha permesso anche la quarta cessione, ma la quarta cessione è possibile solo da parte delle banche ai propri correntisti, cioè io sono un correntista della banca Intesa, per fare un nome qualsiasi, ho disponibilità finanziaria, invece che comprare a titolo di investimento un titolo del Tesoro, compro un credito fiscale. Okay? Quindi oggi abbiamo prima cessione libera, seconda e terza cessione obbligatoriamente a istituti finanziari, quarta cessione solo dagli istituti finanziari nei confronti di correntisti delle stesse. Questa è la situazione in cui siamo oggi. Quali sono le novità che nel frattempo sono intervenute? Sono che a oggi, cioè per tutti i crediti 2022, quindi per lavori fatti dal 2022 in poi, ogni credito ha un proprio bollino, un codice identificativo univoco, perché il problema grosso che si è generato con le cessioni del 2021 era quella che attraverso cessioni multiple si perdesse l'origine di questo credito e molto spesso dietro cessioni multiple si nascondevano problemi di riciclaggio di denaro, eccetera, eccetera. Oggi ogni credito che nasce ha un proprio codice univoco, quindi la trasmissione al soggetto N+1, N+2, N+3 permette sempre anche al soggetto N+3 di risalire a chi ha generato quel credito. Questa fattispecie ha fatto sì che i crediti, per norma di legge, oggi siano cedibili solo integralmente. Per fortuna il 7 maggio di quest'anno, in un intervento pubblico, prima del Ministro delle Finanze al Senato e poi confermato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, che ha promesso, ma l'ha promesso talmente in modo palese che ormai deve arrivare, una circolare interpretativa sul punto, quella parola che sta nella norma che dice cessione integrale si riferisce a singole annualità. E faccio un esempio. Io ristrutturo casa mia, ho bonus per 5 anni, perché le ristrutturo nel 2021, la detrazione si esaurisce nel 26. Il fatto è, nella ristrutturazione io ho fatto 4 interventi, ho fatto il cappotto, ho fatto la caldaia, ho fatto il fotovoltaico e i serramenti. La parola integrale si riferisce alla singola annualità, per cui io, e questo favorisce il sistema finanziario che, come dicevo prima, si è per fortuna rimesso in moto e favorisce oggi di nuovo una parziale riacquisto di questi crediti. Oggi io posso cedere il mio singolo credito per annualità, cioè solo il 21, solo il 22 o solo il 23 e il 24, ma all'interno della singola annualità non posso spezzare il credito, cioè non posso cedere il credito del fotovoltaico e tenermi il credito degli infissi. Questo lo chiariamo, spero di averlo chiarito in modo semplice. Se la banca vi dice che non è possibile, non è vero. I crediti sono spezzabili per singola annualità, ok? E questo potrebbe sicuramente Ulteriori 2 modifiche che sono intervenute, importantissime, perché una avrà efficacia dal 27 maggio di quest'anno, cioè fra pochi giorni. Tutti i lavori che cominceranno, per cui avranno una data di inizio lavori successiva al 27 maggio 2022, per tutti questi lavori ci sarà l'obbligo per l'impresa di costruzioni che esegue il lavoro di certificare che adotta il contratto collettivo nazionale per i propri dipendenti. Quindi
una certificazione in sostanza che si non fa un c'è po' di lavoro pulizia, nero. ecco, Come? diciamo. Si fa un po' di pulizia, Si insomma, fa un po' di pulizia, prima norma. La seconda norma, che però riguarderà i lavori dal 2023 in poi, scusate, questa norma, non so se l'ho detto, è per i lavori fino a 70.000 euro, cioè da 70.000 euro in su. Per lavori inferiori a 70.000 euro di importi non è necessaria questa certificazione sull'applicazione del contratto collettivo ai lavoratori. Nel 2023 invece viene introdotta un'ulteriore norma su cui i costruttori hanno fatto una gran battaglia e i costruttori cosa hanno detto? Siccome questo di fatto si tratta di un contributo pubblico, applichiamo la normativa sulle SOA come quando un'impresa deve fare un lavoro per un comune, per la regione, per la provincia. Quindi dal 2023 per i lavori che supereranno gli importi di 516.000 euro, quindi il vecchio miliardo di lire, e quindi mi immagino sono lavori che riguardano i condomini fondamentalmente, sarà obbligatorio per l'impresa che esegue i lavori avere le certificazioni SOA, che ricordo sono quelle certificazioni che si ottengono da un ente indipendente e che attestano la qualità e la storicità di un'impresa, torno al discorso che faceva Barbara correttamente prima, di affidarsi al territorio a imprese che esistono da una vita. Queste sono le novità inserite in questi decreti che si sono via via susseguiti e che, se fossero state pensate fin dall'inizio, forse avrebbero evitato questo proliferarsi di frodi e altresì questo proliferare di panico, di innalzamento dei prezzi e di malcontento generale, nonostante sia una norma che lato Stato favorisce lo sviluppo del PIL, lato privato permette la ristrutturazione della casa. Sì, infatti, ecco, sempre sulla cessione del credito Puschiasi, insomma, questo è che ha tratteggiato Camilotti, diciamo, il quadro generale con tutti i vari passaggi, già come lo diceva lui, insomma, il fatto che ci siano più passaggi già rende un po' più complicata la vita e magari qualche furbetto si inserisce dentro. Sulla cessione del credito però ci sono persone che sono rimaste, diciamo, col cerino in mano, in attesa. Sì, purtroppo la data del 29 di aprile è stata una data molto caliente, possiamo dire, nel senso che dovevano essere appunto perfezionate tutte queste cessioni relative all'anno 2021 e abbiamo purtroppo ricevuto diverse segnalazioni da parte di committenti che si sono trovati all'ultimo con la banca che gli comunicava l'impossibilità di perfezionare questa cessione del credito, quindi di andare ad accettarla. Effettivamente sono sorti problemi non indifferenti perché tantissime persone non avevano programmato anche una spesa del genere, quindi si sono trovati ovviamente a dover chiedere soldi a amici, parenti per poter far fronte a una situazione. Diciamo che non è tutto perso, cioè che non è cedibile l'annualità 2021 Appunto, in quel caso lì. però queste persone devono ricordarsi entro il 16 marzo del 2023 di andare a fare la cessione per i 4/5 residui. No, lo so e lo abbiamo capito, il problema è che purtroppo ci sono questo 110, il problema di questo 110 è che ha dato, il problema e anche il vantaggio è che ha dato la possibilità a tutti di poter programmare dei lavori, ma nel momento in cui si crea una problematica del genere e quindi la cessione non va in porto per qualche X motivo, queste persone che purtroppo non hanno neanche delle spalle dal punto di vista economico per poter sopportare di tasca loro questi interventi, si trovano esposti. Quindi è un problema che non è stato in alcun modo risolto dalla normativa e che ovviamente lascia tanto l'amaro in bocca a tanti soggetti. Quindi questo è stato veramente un panico degli ultimi giorni del 29 aprile di quest'anno e speriamo che non si ripeta, cioè che ci sia una programmazione anche da parte degli istituti di credito che per carità quest'anno si sono trovati in balia di questa schizofrenia normativa che era giunta appunto tra gennaio e febbraio proprio a bloccare le cessioni del credito, quindi a bloccare proprio le pratiche e poi a mettere in dubbio anche le modalità future di cessione. Fortunatamente adesso dovrebbe essere stato individuato questo binario delle 4 cessioni più appunto le cessioni a soggetti anche terzi, quindi probabilmente il prossimo anno insomma ci potrà essere una pianificazione diversa, però muoviamoci veramente per tempo perché la situazione poi può diventare grave. Perché se no insomma le notti insonni per qualcuno insomma rischiano di diventare veramente troppe. Ci fermiamo qui per la pubblicità, tra poco.
Di nuovo insieme con Economai FVG, ne abbiamo parlato prima della pubblicità, delle difficoltà, della cessione del credito e di tante persone insomma, che si sono trovate insomma, un po' con il cerino in mano, Camilotti. Per queste persone c'è una speranza che si trovi una norma, che si faccia in qualche modo, ormai il treno è passato e quindi magari quello che è perso, almeno per quell'annualità. Allora, come ha ricordato correttamente l'avvocato Puschiasis prima, il termine per chi ha fatto i lavori nell'anno d'imposta 2021 scadeva il 29 aprile 2022. La norma a regime prevede che per ogni anno i lavori fatti debbano essere comunicati entro il 16 marzo dell'anno successivo, poi questa norma quest'anno, vista la mole di lavoro, è stata più volte prorogata fino al 29 aprile. Quindi chi ha fatto i lavori entro il 21 e non è riuscito a cederli, ormai l'annualità 21 l'unica soluzione che ha è di utilizzarla in detrazione all'interno della propria dichiarazione dei redditi. Quindi non è perso in parte, cioè limitatamente alla capienza che uno ha nella propria dichiarazione dei redditi, certo. I 4 quinti che avanzano, cioè la detrazione 22, 23, 24 e 25, sono cedibili da oggi fino al 16 marzo 2023, suggerirei di non aspettare il 14 marzo 2023, di muoversi già oggi con istituti bancari, con altre società, per provare a cedere i 4 quinti rimanenti. Cioè chi non ha preso il treno il 29 aprile prende un treno che ha un rimorchio con solo 4 pezzettini anziché 5. Peraltro quello che mi verrebbe da suggerire è che capisco le difficoltà finanziarie che qualcuno può avere, però il mito di cedere a 100 lavori fatti per 100 deve in qualche modo essere accantonato. Poste che comprava a 102, 103, 104, è conclamato dai dati, è stato il soggetto che ha più favorito le frodi ed è Poste Italiane, un soggetto partecipato dallo Stato stesso, no? Sì. Quindi, altro suggerimento, chi ha ancora crediti in pancia e ha la necessità di cedere, scenda pure a patti con chi deve comprarlo, perché è meglio cedere un credito a 95, 94, 93 e metterci solo 6 piuttosto che rimetterci l'intero 100, mi viene da dire, no? Certo. Quindi il suggerimento è di nuovo questo. È chiaro che gli istituti finanziari oggi, dovendo a loro volta dopo ricedere i crediti, speculeranno nel momento dell'acquisto, perché compro a 93 e poi lo cederò a 94, 95. Purtroppo questo è un po' la legge del mercato, se è un po' una legge del momento. mercato, ma badiamo bene che siccome la norma prevede che chi compra un credito fiscale lo possa utilizzare in compensazione di eventuali suoi debiti d'imposta futuri, chi compra, dicevo, ha la stessa possibilità di rateazione che avrebbe avuto il soggetto che ha generato quel credito. Quindi se la detrazione era in 5 anni, io che compro il credito posso spendermelo in 5 anni. Perché le banche oggi dicono non ce la faccio più a comprare i crediti? Perché hanno evidentemente fatto una proiezione anno per anno, 2022, 2023, 2024, di quelle che saranno periodicamente le loro uscite monetarie verso lo Stato per pagare imposte, contributi, IVA, quello che devono pagare, e siccome poi fisicamente è una compensazione fra i debiti che questo soggetto deve allo Stato rispetto al credito che ha comprato, quando gli uffici finanziari di questi istituti dicono basta, per il 2023 noi sappiamo che pagheremo 100 milioni allo Stato, abbiamo già comprato crediti per 100 milioni, fine. È logico capire che non possono più comprare, no? Quindi quando la banca dice ho finito il plafond, non è non lo compro perché non è buono, perché anche gli istituti bancari oggi sono coscienti che chi arriva con un'asseverazione di un professionista e un visto di conformità, il credito è buono. Non è la non volontà di comprare un credito finanziario che è il loro mestiere, è l'incapacità da un punto di vista della possibilità di compensare, di andare avanti, ok? Quindi, anche e quindi, torno al mio discorso iniziale, chi oggi è rimasto con ancora dei plafond disponibili, ovviamente per una legge di mercato dice non è più 100, è 93, 92, 94, però il mio suggerimento operativo è accontentarsi anche di questo, pur di non dover rimettere tutto, come diceva correttamente prima Barbara. Sì, insomma, giustamente uno vorrebbe recuperare il massimo. Dall'altra parte le aziende, bisogna dirlo, Puschiasis in questo momento, insomma,
anche perché c'è una grande mole di lavoro, hanno un po' capito che magari non riescono a prendere tutti i lavori e qualcuno può anche fare il furbo dicendo vabbè, se fai i lavori col super bonus il preventivo non è 100 ma è 150 o 200 perché tanto paga lo Stato, non paghi tu. Ecco, sta succedendo questo. C'è una follia generale sui prezzi che si è innescata nella primavera del 2021, potremmo dire. Quindi, insomma, tanto per dire, insomma, la guerra c'entra fino a un certo punto, cioè niente in questo discorso. Esattamente. Beh, è stato un ulteriore pretesto, perché non possiamo dire che dopo l'inizio della guerra, ecco, non siano più aumentati, anzi. Quindi noi ci troviamo con dei prezzi raddoppiati, se non anche triplicati. In più abbiamo aziende che, soprattutto quelle grosse, stanno soffrendo molto anche per la manodopera, perché in realtà magari i dipendenti o comunque le forze lavoro hanno colto nel superbonus e comunque in tutti questi interventi edilizi agevolati la possibilità magari di mettersi da soli e di effettuare da soli piccoli interventi magari su appunto casette unifamiliari eccetera, e quindi c'è anche una difficoltà nel trovare e nel reperire la manodopera. La manodopera che appunto può essere reperita ovviamente costa di più perché, perché questa è la legge del mercato. Quindi ci troviamo con una speculazione sicuramente e ci troviamo con un governo, mi permetto di dirlo, che non riesce in qualche modo ad arginare questo fenomeno che però ricade poi sulle tasche di tutti i contribuenti, perché nel momento in cui ci troviamo a fissare dei tetti per gli interventi, anzi ad aumentare questi tetti per i singoli interventi, e ovviamente quando si mettono dei tetti poi i prezzi si assestano sul massimo, non è che si assestano su altri livelli, e chi è che paga questi interventi? Li paghiamo tutti noi ovviamente, quindi a prezzi che sono assolutamente fuori mercato se comparati con quelli del 2019. Porto un esempio, una signora l'altro giorno ci ha inviato una mail dicendo guardate io dovrei sostituire dei serramenti, mi è stato fatto nel 2019 un preventivo per 15.000 euro, oggi mi trovo con un preventivo di circa 28.000 euro. E dice, fa un'altra domanda, ma è possibile anche che l'impresa vada ad applicare dei prezzi più bassi al tetto che è stato fissato per i singoli interventi super bonus? Ecco, sembra una domanda talmente stupida, no? Però in realtà è proprio il riflesso di quello che sta succedendo. Non riusciamo a trovare delle imprese che vadano ad applicare dei prezzi che possano ritenersi di mercato e congrui. Quindi poi c'è tutto un altro fenomeno. Anche perché, invece scusi se la interrompo, giustamente se l'impresa ha 100 clienti e può fare 10 lavori, manderà dei preventivi, insomma, e poi chi accetta, accetta, quindi chiaramente anche l'impresa che lo fa, non per per beneficenza, ma per lavoro. In un momento anche di carenza di materie prime o di alcuni lavorati, come sono ad esempio serramenti, climatizzatori, ma anche gli stessi materiali per effettuare gli isolamenti degli immobili, che cosa succede? Che chi ha le scorte, quindi magari si era in qualche modo preso per tempo anche nel 2019, comunque aveva magazzino, riceve delle offerte da parte anche delle stesse aziende che producono questi materiali per ricomprare quei materiali magari a prezzi più alti perché sanno che oggi comunque li venderebbero e li venderebbero come oro. Quindi ecco, c'è tutta una bolla alla quale bisogna in qualche modo cercare di mettere un freno, ma sinceramente noi non stiamo vedendo in nessun modo un intervento del governo in quel senso. Allora, concludiamo questa parte del super bonus perché poi dopo la pubblicità parleremo di altri bonus. Camillotti, però per chiudere il capitolo super bonus e bonus insomma, che riguardano la casa, ma soprattutto super bonus, bisogna dire che tanti però ce l'hanno fatta, perché adesso stiamo anche raccontando di tutte le difficoltà, però tantissime persone che lei ha seguito, i suoi colleghi, insomma tanti altri, ma sono arrivati alla fine e hanno realizzato i lavori che dovevano fare e sono contenti. Sì, io personalmente devo raccontare una storia di esperienze positive che sono transitate sulle scrivanie dei nostri studi, anche me personalmente, e devo dire che con quello schema che ho raccontato prima,
con un professionista che ha fatto un progetto corretto all'inizio, stimando dei prezzi per quanto fosse possibile ancora stimare i prezzi, perché oggi è difficile anche quello, e affidandosi a un'impresa che ha fatto i lavori, facendo tutto l'iter per bene, ci sono diverse persone che hanno incominciato, fatto i lavori, ceduto il credito e oggi hanno la casa ristrutturata e riqualificata. Quindi per quello volevo dare in apertura un messaggio di positività, perché in realtà coi miei occhi ho visto diverse cose fatte per bene. Certo, forse sono stati agevolati coloro che hanno avuto dei professionisti di riferimento seri, che hanno pensato quello che dovevano fare e che non si sono affidati, come diceva correttamente Barbara prima, al primo che ha suonato il campanello di casa, promettendo mari e monti in poco tempo. L'ultimo avvertimento che mi sento di fare, ha già fatto Barbara anche prima: non firmate nulla in bianco, no? No, se io firmo da un professionista, mi attendo che mi dia qualcosa, di avere un progetto, di avere un preventivo fatto in modo sensato, perché le frodi di cui parlava prima Barbara si sono perpetrate, purtroppo, ahimè, perché alla fine c'è stata la inconsapevole e forse ingenua, sicuramente ingenua, firma di un contribuente, perché per arrivare fino in fondo dove nei casi che ha citato prima Barbara, cioè di contribuenti che si vedono svuotato il cassetto fiscale per crediti su lavori mai eseguiti, significa lì che c'è stato un professionista tecnico che ha firmato un progetto per conto del contribuente, che ha depositato in comune un progetto, che ha trasmesso all'Enea un progetto, e c'è anche un professionista commercialista che ha trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate un modulo di cessione del credito, tale modulo autorizzato dal contribuente stesso. Beh, no? in alcuni casi abbiamo anche firme false. Abbiamo anche firme false, va bene. Vorrei mettere le mani Lì avanti. arriviamo nel patologico e nella truffa, sì, che se purtroppo, parliamo di ahimè, truffe, è fisiologica sì. nel Nel tanto, insomma, mondo, no? ci sono Però anche quelle. tanti casi sono arrivati alla fine proprio perché l'ingenuità ha fatto sì che si firmassero mandati in bianco. Allora, i mandati in bianco non si firmano mai per definizione. Questo è un altro suggerimento davvero molto prezioso che mi sento di dare, forse banale, ma così. Ma non così scontato. Ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, poi parliamo di altri bonus, vediamo anche qualche altro suggerimento, perché magari piccoli, non degli importi del super bonus, ma ci sono tra poco. Ultima parte di Economai FVG, parliamo di bonus, insomma grande spazio al super bonus in questa trasmissione. C'è un altro bonus però molto gradito ai lavoratori e ai pensionati che arriverà a luglio. Di che cosa si tratta? Lo vediamo in questo servizio di Isabella Gregorato. Gradita sorpresa nella busta paga di luglio per chi ha un reddito inferiore ai 35.000 euro lordi. È il bonus da 200 euro, misura una tantum introdotta dal governo con il decreto aiuti. Il contributo anti-inflazione è destinato a dipendenti, pensionati, disoccupati, a chi percepisce reddito di cittadinanza, lavoratori stagionali, collaboratori domestici e agli autonomi. È previsto praticamente la concessione del bonus esclusivamente a dei soggetti che abbiano una posizione previdenziale aperta. Quindi c'è il problema per esempio di chi ha l'assegno sociale, c'è il problema delle invalidità civili, c'è il problema dei disoccupati che non hanno la NASPI o la DISCOL, che non hanno un trattamento di disoccupazione previdenziale. Nella maggior parte dei casi arriva direttamente in busta paga. Assolutamente sì, praticamente sarà erogata con un automatismo a cura dell'INPS. C'è qualche problemino rispetto alle colfe badanti, resta aperto il discorso degli autonomi, qua interverrà un decreto ministeriale che disciplinerà un attimino le modalità di erogazione, insomma, tenendo presente comunque che si tratta di reddito lordo, che se mi viene erogato a luglio come è previsto il bonus e poi in sede di conguaglio vado sopra il limite, purtroppo dovrò restituire qualcosa, ma speriamo di no. Ecco qua, insomma, Camillotti, un bonus che interesserà veramente tante persone, che insomma, gradito. Ecco. Sì, è un bonus sicuramente che va sul solco di aiutare le famiglie a reddito fisso, perché questo è lo scopo in qualche modo, o con un reddito limitato, e per far fronte a quello che sono stati i rincari, perché noi abbiamo parlato di rincari nel mondo dell'edilizia, però ciò che sta realmente accadendo nella vita quotidiana di ognuno di noi è una corsa pazza dell'inflazione,
che è peraltro facilmente spiegabile, perché se i carburanti costano di più e se il camion che deve portare la frutta e la verdura al supermercato usa lo stesso gasolio che uso io, anche lui spenderà di più per portare, e quindi è una catena che gira, e l'inflazione, ricordo a tutti che dopo anni e anni di fermo dell'inflazione ai fini Istat, a gennaio l'indice Istat che serve per rivalutare ad esempio i canoni di locazione quest'anno era del 4,5%, no? Mentre gli anni scorsi era dello 0, o dell'1, quindi un balzo dell'inflazione significativo è ormai acclarato sugli ultimi mesi del 21 e su tutto il 2022. Questo bonus si inserisce in questo solco di andare in qualche modo a mitigare per le fasce di reddito più bisognose questo rincaro dei prezzi anche dei beni di prima necessità. Devo dire che questo bonus si aggiunge a una norma secondo me di carattere positivo, che sono altri 200 euro che i datori di lavoro volontariamente questa volta possono dare sotto forma di bonus per la benzina ai propri lavoratori dipendenti. Qual è il vantaggio per come è costruito questo bonus? Il fatto che il bonus possa essere erogato dicevo appunto attraverso la forma del bonus benzina e non faccia reddito imponibile in capo al lavoratore dipendente, quindi senza contributi e senza imposte, ma sia un importo deducibile per il datore di lavoro che lo eroga. Quindi questa è un'altra norma di carattere totalmente facoltativo che, se i datori di lavoro vorranno attribuirlo al proprio dipendente, aiuterà in qualche modo, insieme ai 200 euro dati dal governo, a venire incontro a questo caro dei carburanti. Sì. Insomma, visto che gli stipendi non aumentano, è un modo anche per compensare. Dicevamo, i bonus sono veramente tanti, ve ne dico qualcuno, sono oltre 40 mi sembra solo per quest'anno. C'è il bonus anche per le casalinghe, persone che si sono prese sempre cura della casa, se hanno più di 67 anni e hanno un reddito di 6.000 euro se vivono da soli, di 12.000 euro se vivono in famiglia, possono avere fino dai 468 euro al mese fino a un massimo di 6.000 euro nelle 13 mensilità. C'è poi il bonus condizionatorio, adesso sta arrivando l'estate, anche qui si può accedere, il bonus benzina, lo ha già detto Camilotti, c'è anche il bonus trasporti, 60 euro per studenti e lavoratori che usano il trasporto pubblico, non sono tanti soldi ma anche questi si possono utilizzare, c'è il bonus patente per i giovani con un rimborso spese fino a 1.000 euro per i ragazzi che stanno appunto conseguendo la patente, il bonus delle auto elettriche, se cambiate l'auto da 2.000 a 5.000 euro, proprio scegliendo un veicolo elettrico. Tra l'altro la data importante è quella del 25 maggio, quando sarà possibile che poi le concessionarie attivino il sistema appunto di bonus. Poi c'è il bonus idrico che finisce il 30 giugno, quindi siamo agli sgoccioli, proprio perché stiamo parlando del bonus idrico, fino a 1.000 euro per i lavori, per il risparmio dell'acqua. Puskiasis, questo modus operandi del governo, non solo dell'ultimo ma anche quelli precedenti, di andare a lanciare tantissimi bonus, è un sistema che funziona secondo lei o è anche un lenitivo? Allora, purtroppo è un sistema necessario, considerando un po' la politica monetaria globale. Adesso siamo ad un cambio. Per oltre un decennio si parlava di questa politica helicopter money, no? Dove le banche centrali producevano e instillavano nel sistema moneta al fine di contenere anche i tassi bancari. Oggi, con un'inflazione che effettivamente si è mossa, perché ci attestiamo qua in Italia sul 6 e qualcosa per cento, mentre nel resto d'Europa abbiamo una media del 7%, quindi ancora più alta, la BCE ha già annunciato come adotterà la politica già adottata dalla Federal Reserve in America, e quindi da luglio inizieranno ad aumentare anche i tassi, quindi il costo del denaro. Questo perché? Per cercare in qualche modo di andare a contenere l'inflazione. In realtà è uno strumento che era già stato utilizzato anche in passato, in altri momenti in cui l'inflazione appunto aveva iniziato a muoversi in maniera importante, però quello che diciamo noi è che questa che stiamo vivendo è una situazione completamente diversa, nel senso che non ci troviamo cioè l'inflazione non è una conseguenza di un'economia che sta tirando tantissimo, ma è una conseguenza di una bolla
appunto speculativa che si sta creando e dove le famiglie si trovano effettivamente ad annaspare. I dati ci dicono come in Italia le persone che vivono in una situazione di povertà assoluta siano 5 milioni e nell'ultimo anno questo dato è aumentato di 1 milione. Quindi sono dati comunque importanti e che dobbiamo tenere presente. Il governo quindi si trova in questa condizione macroeconomica a dover egli stesso pensare a delle misure che possano raggiungere appunto le fasce più deboli della popolazione e queste misure non possono che essere dei bonus. Purtroppo però sono un coacervo di bonus perché ce ne sono veramente tantissime, prima li contavamo, sono all'incirca 42, spaziano nei settori più disparati proprio per cercare di dare ossigeno appunto dall'edilizia fino alla ristorazione, fino anche alle spese veterinarie, alle spese psicologiche, ai viaggi. Sì, 600 euro di bonus cosa. psicologo, mi sono dimenticato di dire. Insomma, esatto, e sono dei bonus che possono essere sia statali, ma anche dei bonus che possono essere appunto definiti da politiche economiche regionali o locali. Rapidissimamente, perché siamo in chiusura, sul fronte del caro bollette. Allora, sul fronte del caro bollette, il bonus di 200 euro ovviamente cerca in qualche modo di mettere una toppa. In realtà sono state adottate già col decreto aiuti, ma con i decreti energia, delle misure che sono riuscite a bloccare gli aumenti, perché per la prima volta in questo trimestre non abbiamo parlato di un aumento, mentre nel giro di un anno abbiamo visto le bollette schizzare anche del 130%, quindi insomma degli importi non indifferenti da pagare. Abbiamo avuto famiglie che da 300 euro se ne sono trovate 800 da pagare nello stesso periodo dell'anno e è stato rafforzato anche il bonus sociale, perché adesso possono accedere tutti coloro che hanno un ISEE fino a 12.000 euro, quindi l'ISEE che era poco più di 8.000 euro per poter avere accesso a questo strumento adesso è stato innalzato. Si stima che circa 5 milioni appunto di famiglie riusciranno ad accedere a questo bonus, non servirà a fare nulla, anzi servirà solo a recarsi presso un CAF e fare un ISEE e poi non dovremo fare nessuna domanda perché la procedura per ottenere questo sconto direttamente in bolletta sarà automatico e questo andrà a neutralizzare tutti appunto gli incrementi. Quindi sicuramente le misure del governo che vengono definite trimestre per trimestre hanno avuto per questo trimestre un effetto diciamo positivo facendo stagnare nella bolletta il costo della nostra bolletta. È vero che siamo in attesa che le misure invece più globali, quelle relative all'introduzione di fonti rinnovabili, quindi fonti verdi, possano avere effetto e quindi possano veramente portare a calmierare un po' di più questi prezzi, anche se chiudo, ritengo che non ritorneremo mai ai valori del 2020. Sì, questo è sempre il grande rischio. Grazie mille all'avvocato Barbara Puschiasis, grazie ad Alberto Maria Camilotti per essere stati con noi. Speriamo di aver dato insomma, ai telespettatori un quadro sicuramente molto dettagliato e anche nel quale potersi orientare. Grazie anche a Simone Caramaschi in regia. Finisce qui questa puntata di Economy FVG. L'appuntamento è come sempre per giovedì prossimo. Grazie, buona serata. Questo programma è stato offerto da Micra.